Il pistacchio di Rafadali, fastuca, che è arabo. In italiano, ovviamente, ufastuco, cioè il pistacchio, è una pianta, come dire, bigametica, cioè c'è un mascolo e la femmina. C'è un mascolo con 4, 5, 6 piante femmine che vengono impollinate, altrimenti la fastuca non si fa. In italiano si chiama scornambecco. In siciliano come si chiama un mascolo della fastuca? Viva l'Italia, che noi siamo italiani e abbiamo bisogno di star qui in questo contesto a recuperare le nostre radici. Rafadali è una radice importante, anche naro, io sogno denaro, giusto? Ma mi piace questa cosa di recuperare una tradizione. I pistacchieti da noi sono molto importanti. Se ne erano appropriati anche gli inglesi quando sbarcarono, tra virgolette, a Bronte, no? Però in realtà il pistacchio è una cultura che ci riguarda insieme al mandorlo. Sono felice di riscontrare a Rafadali questo momento che amplifica il valore del pistacchio. Tra l'altro il pistacchio siciliano si sposa bene con la mortadella emiliana, per esempio, questa cosa della mortadella, non c'è cosa più bella di un panino con la mortadella, però se c'è il pistacchio la cosa è meglio, no? Quindi noi siamo qui in questo contesto a passeggiare in un luogo che ci permette non solo di apprezzare il pistacchio, i prodotti del pistacchio, la gastronomia, lo street food nel senso siciliano, ma anche di recuperare le nostre radici. E mi piace tanto questa cosa di recuperare le nostre radici, perché in questo momento è un'epoca che noi stiamo perdendo completamente l'identità, la comunità e la cultura di appartenenza. Credo che sia importante, senza per questo però rinchiudersi in una prigione che impedisce di riconoscere l'identità dell'altro. Ecco, un fastuco o a fastuca è un momento per aprirsi all'altro e per recuperare culture che noi abbiamo dentro, per esempio quella araba, pastuk araba, Rafadali, cioè non so se vi suona questa cosa, e quindi aprirci al confronto, al reale confronto, al reale incontro con ciò che è diverso da noi.